Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la memoria dei testimoni del Vangelo, donne e uomini, laici e consacrati, che varie chiese locali del mondo intero ci hanno presentato come modelli e intercessori nella fede e nella missione. La celebrazione del martirio è l'atto di fede più alto in assoluto e loro lo hanno testimoniato con la vita, annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze. Assieme a loro vogliamo ricordare anche gli uomini e le donne che ogni giorno rischiano la vita per testimoniare la giustizia, la verità e la pace in tante parti del mondo. Rimanendo in piedi, iniziamo questa veglia facendo nostre le parole ispiratrici di Madeleine Delbrel, mistica, poetessa e assistente sociale francese. Se dovessi scegliere una reliquia della tua passione, prenderei proprio quel catino colmo d'acqua sporca. Girare il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell'asciugatoio e curvarmi giù in basso, non alzando mai la testa oltre il polpaccio, per non distinguere i nemici dagli amici, e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, del drogato, del carcerato, dell'omicida, di chi non mi saluta più, di quel compagno per cui non prego mai, in silenzio, finché tutti abbiano capito nel mio il tuo amore. Siamo riuniti questa sera per ricordare tutti i missionari uccisi nel mondo durante l'anno 2022. Oggi è l'anniversario dell'assassinio di Monsignor Oscar Romero. Ormai sono passati 43 anni dalla sua morte. Da quel tragico avvenimento, pochi anni più tardi, nasceva proprio in Italia la giornata dei missionari martiri, proposta dai giovani missionari come segno e germoglio di speranza. Quest'anno, tra i nostri missionari in particolare, vogliamo ricordare la nostra amata Suor Maria De Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Scipene in Mozambico il 6 settembre scorso. Iniziamo con un breve video che ci racconta di lei. Possiamo sederci. Ciao Gabriella, buonanotte. Volevo solo dirti che qui la situazione a Sipeni non è buona, è molto tesa e sembra che quel gruppo che come qui li chiamano Al-Shabaab, insurgenti, venerdì hanno attaccato un posto lì sempre nella nostra parrocchia e poi oggi e ieri sembrano che siano entrati, ci sia un gruppo qui abbastanza vicino, a 15-20 chilometri, nella Mata qui un po' avanti, ma che Cortamato è molto più vicino, e sembrano che siano armati e che abbiano già rapito della gente, ammazzato qualcuno, sai, dove loro passano fanno stragi. Qui tutto il popolo è in fuga, sta scappando. Oggi mi diceva un papà, le ragazze dell'AR stanno andando tutte a casa, ce n'è qui solo 3 o 4, quelle più lontane, che andranno domani mattina. Le 4 aspiranti che avevamo qui, comboniane pure, ritorneranno a Nampula perché c'è pericolo. E la situazione è triste, molto triste. Tutta la gente dorme fuori nel mato, sotto le piante. Chi può va ad Alua, va a Masua, va a Namapa, va nei centri dove sono un po' più protetti.
ma molta gente rimane a dormire fuori nel matto, nella foresta. E è triste. Pronto prega per noi. Il Signore ci protegga noi e protegga anche questo popolo. Ciao, buonanotte e buon lavoro. Sor Maria De Coppio era una missionaria comboniana, molto amante della missione. Lei sentiva questa chiamata che Dio le aveva fatto e aveva risposto con molta generosità. Amava molto questo popolo, questa gente, soprattutto i più poveri, che lei aiutava sempre. E aveva sempre tempo per ascoltare tutti, per ascoltare le persone, per accogliere i bambini, per accogliere le donne e per andare nelle comunità, per sostenerle, per annunciare la parola di Dio, per la formazione dei catechisti, dei responsabili, delle donne. La sua vita era un dono per questo popolo, un dono a Dio che si faceva voce attraverso di lei per essere presenza con la gente. Il 6 settembre lei era qui in questa stanza, è la sua stanza, probabilmente seduta qui alla scrivania, stava parlando al telefono con sua nipote, Suor Gabriella, che anche lei è una suora comboniana. Probabilmente si deve essere alzata per affacciarsi alla finestra perché deve aver sentito dei rumori, delle grida, qualche cosa, e appena si è alzata, si pensa, il colpo che poi l'ha uccisa è partito da quella finestra ed è uscito da questa. E su questa traiettoria la sorella che stava qui in casa quando è uscita dalla stanza per vedere cosa succedeva, ha trovato il corpo di Suor Maria qui per terra. E subito dopo lei ha tentato di uscire, ma è stata presa dai guerriglieri. Da qui il corpo di Suor Maria è stato trascinato fuori e poi hanno dato tutto alle fiamme, e quindi questa è la situazione attuale. Tutto è stato bruciato, non siamo riusciti a recuperare quasi niente e lì è finita la sua vita, ma non sappiamo se è finita o se è veramente cominciata una nuova vita per lei, sicuramente, ma anche per la missione, per noi comboniane, perché questa vita data totalmente è un segnale molto forte che il Signore ci ha voluto dare. Sor Maria amava molto la pastorale. Lei andava sempre nelle comunità per la formazione di catechisti, di responsabili, di donne, di giovani, e per lei l'annuncio della parola era qualcosa di estremamente importante, era il senso della sua vita, che lei aveva dato totalmente a Dio, e attraverso di lei Dio faceva sentire la sua voce a questo popolo. Ultimamente lei non poteva andare molto nelle comunità perché sia per l'età sia perché ci vedeva poco, e quindi la sua era una presenza di ascolto. Chiunque arrivava qui in questa missione trovava Suor Maria pronta ad ascoltare, sempre aveva tempo per sedersi, per ascoltare le persone, per sentire i loro problemi, i loro sogni, i loro desideri, le loro preoccupazioni, aiutava tutti come poteva, e la sua vita era per questa gente. Penso che lei non aveva altro scopo. Lei sempre ha mantenuto molto i contatti con la sua parrocchia, con la sua famiglia anzitutto, ma anche con la sua parrocchia di origine, con la sua diocesi, perché sentiva che la sua vocazione era nata in un contesto che era la sua parrocchia, che era la famiglia, e quindi si sentiva molto grata, pur dando tutto per questa gente, per questo popolo. Le sfide di oggi è rimanere dove è difficile, dove a volte sembra che seminiamo senza raccogliere niente, dove a volte non siamo granché desiderate,
dove ci possono essere pericoli, perché alla fine poi ce li troviamo i pericoli, sempre con quella fedeltà a Dio, che ci parla attraverso gli avvenimenti, attraverso la sua parola, ed essere fedeli al popolo a cui siamo inviate, soprattutto ai più poveri. Questa per noi è l'inizio, perché questa morte, umanamente parlando, per noi genera una vita interiore molto forte, ci richiama a quella che è la nostra vera vocazione, che è quella di donare la vita, non nel senso che saremo tutte uccise, ma nel senso che la nostra vita l'abbiamo consegnata per essere data agli altri. E quindi è l'inizio, credo, anche per questa Chiesa, che ha visto una donna anziana, martire, e il martirio penso che parla più di molte altre parole. Invochiamo con fiducia Dio, fonte di misericordia, perché purifichi i nostri cuori, guarisca le nostre ferite e ci liberi da ogni colpa per predisporci a vivere bene questa veglia. Ad ogni invocazione rispondiamo cantando. Non abbiamo saputo accogliere, nel segno di Cristo, tanti nostri fratelli e sorelle, e Tu ci accogli sempre, o Signore. Abbiamo continuato a sfruttare persone e popoli, terre e culture, spinti solo dal nostro egoismo economico. E Tu non smetti di mostrarci la Tua provvidenza. Ci ostiniamo a produrre e a vendere armi, dimenticando il rispetto per la dignità di ogni uomo e il diritto di sovranità di ogni popolo. E Tu ci vieni incontro, disarmato e disarmante. Non ci impegniamo abbastanza per la pace e per una soluzione pacifica dei conflitti tuttora in atto nel mondo. Ma Tu ci usi pazienza e non disperi della nostra conversione.
abbiamo fatto abbastanza per promuovere corresponsabilità e partecipazione nelle nostre comunità cristiane e nella società civile, mentre tu hai fiducia in noi e ci affidi il tuo regno. Non sappiamo prenderci veramente cura degli altri, dell'ambiente e della nostra madre terra, la tua creazione molto buona che continui a chiederci di custodire. Fiduciosi nel Signore, preghiamo a cori alterni il Salmo 107. Ho fiducia, Signore, ho fiducia. Mi sento rassicurato e protetto. Per questo ti lodo riconoscente. Sto pensando alla situazione del mondo, agli uomini dei molti popoli della terra e con loro e per loro ti prego. Veramente sei grande, Signore, nella tua premurosa attenzione verso le persone e i popoli interi. Tu l'hai detto, Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre. Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia, per contrastare i progetti di morte? Donaci forza, Signore, contro il male, perché dai potenti non possiamo sperarla. Sono vuote le loro roboanti promesse. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Possiamo sederci. Vi proponiamo alcuni passi scritti da Madeleine Delbrel che pensiamo ci possano aiutare a mettere il nostro cuore in ascolto dell'amore. Noi delle strade siamo certissimi di poter amare Dio sin quando avrà voglia di essere amato da noi. Non pensiamo che l'amore sia una cosa che brilla, ma una cosa che consuma. Pensiamo che fare tutte le piccole cose per Dio ce lo fa amare altrettanto che il compiere grandi azioni. D'altra parte, pensiamo di essere molto male informati sulla misura dei nostri atti.
non sappiamo che due cose. La prima, che tutto quello che facciamo non può essere che piccolo. La seconda, che tutto ciò che fa Dio è grande. Questo ci rende tranquilli di fronte all'azione. Sappiamo che ogni nostro lavoro consiste nel non gesticolare sotto la grazia, nel non scegliere le cose da fare e che Dio agirà per nostro mezzo. Non c'è niente di difficile per Dio e chi teme la difficoltà si crede capace di agire. Poiché troviamo nell'amore un'occupazione sufficiente, non abbiamo cercato il tempo per classificare gli atti in preghiere e in azioni. Troviamo che la preghiera è un'azione e l'azione è una preghiera. Ci sembra che l'azione è veramente amorosa e tutta piena di luce. Ci sembra che di fronte ad essa l'anima è come una notte tutta protesa verso la luce che sta per venire. E quando la luce si fa, il volere di Dio chiaramente compreso, ecco l'anima viverla con dolcezza piena, con pacatezza piena, guardando Dio animarsi e agire in essa. Ci sembra che l'azione sia anche una preghiera di implorazione. Non ci sembra che l'azione ci inchiodi nel nostro terreno di lavoro, di apostolato e di vita. Al contrario, ci sembra che l'azione perfettamente compiuta là dove ci viene reclamata innesta noi in tutta la Chiesa, ci diffonde in tutto il suo corpo, ci fa discepoli in essa. I nostri passi camminano in una strada, ma il nostro cuore batte nel mondo intero. È per questo che i nostri piccoli atti, nei quali non sappiamo distinguere fra azione e preghiera, uniscono così perfettamente l'amore di Dio e l'amore dei nostri fratelli. Il fatto di abbandonarci alla volontà di Dio ci consegna nello stesso istante alla Chiesa, che da questa volontà medesima
è resa costantemente salvatrice e madre di grazia. Ciascun atto docile ci fa ricevere pienamente Dio e dare pienamente Dio in una grande libertà di spirito. Allora la vita è una festa. Ogni piccola azione è un avvenimento immenso nel quale ci viene dato il paradiso, nel quale possiamo dare il paradiso. Non importa che cosa dobbiamo fare, tenere in mano una scopa o una penna stilografica, parlare o tacere, rammendare o fare una conferenza, curare un malato o battere a macchina. Tutto ciò non è che la scorza della realtà splendida, l'incontro dell'anima con Dio, rinnovata ad ogni minuto, che ad ogni minuto si accresce in grazia, sempre più bella per il suo Dio. Suonano, presto andiamo ad aprire, è Dio che viene ad amarci. Un'informazione, eccola, è Dio che viene ad amarci. È l'ora di metterci a tavola, andiamoci, è Dio che viene ad amarci. Lasciamolo fare. È con noi questa sera Don Loris Vignadel. Don Loris è un sacerdote fidei donum, possiamo ancora dirlo, della diocesi di Pordenone, che è rientrato recentemente. Era nella stessa missione di Suor Maria. Gli abbiamo chiesto di accompagnarci con una testimonianza questa sera, di raccontarci un po' la sua esperienza e anche alcune riflessioni che possono essere emerse dopo questo momento così tragico. Buonasera a tutti, buonasera al Vescovo Claudio, all'ufficio missionario di questa diocesi, Corrado, chiedo scusa, già faccio le mie gaffe come al solito. Buonasera a tutti voi qui presenti, in modo particolare certo alle comunità di Mareno e di Ramera, in modo particolare a quelle persone che già ci hanno ascoltato qualche sera fa per una veglia, un incontro di preghiera proprio per ricordare Suor Maria. Buonasera anche a chi si sta collegando attraverso altre reti, altre eteri. Buonasera al coro. Grazie per un pochettino di macua. In generale buonasera a tutti voi che fate parte di questa chiesa sorella che è quella di Vittorio Veneto rispetto alla chiesa sorella a cui io faccio parte, che è quella di Concordia Pordenone, come già si diceva. Come avrete già ascoltato è giusto anzitutto presentarsi. Io sono Don Loris, sono un sacerdote, ho tra i 40 e i 50 anni e sono sacerdote fidei donum. Che cosa significa fidei donum? Significa
sacerdoti, persone che cercano di creare ponti tra un qui e un là. In questo caso, per me, il qui significava la diocesi di Concordia Pordenone, il là significava la diocesi di Nacala, in modo particolare la parrocchia di Scipene. E poi la stessa cosa che in altri modi, attraverso la famiglia comboniana, ha cercato di realizzare anche Sor Maria, che voi tutti quanti immagino conoscete, di cui avete una immagine qui nell'ultima pagina del libretto. Io immagino che molti di voi questa sera siate qui con un'intenzione ben particolare, perché questa presenza, e dico presenza, di Sor Maria ancora la si sente dentro la vostra diocesi. Non è una persona che è già passata, non è una cosa del passato, ma è una presenza. E quindi a tutti quanti voi giunga il mio caloroso benvenuto in questa celebrazione e soprattutto una buona veglia in questa giornata dei missionari martiri, che, ripeto, oggi sicuramente per voi ha un carattere molto speciale. Quando Maria Grazia mi chiedeva se ero disponibile a venire qui a parlare tra di voi, ho detto, sì, ma cosa vengo a raccontare? Anche perché, detta tra noi, di quegli avvenimenti di quella sera ormai ne sappiamo a bizzeffe. Anche poco fa nel video Sor Laura Malnati ci ha spiegato ancora una volta come sono andate le cose secondo la ricostruzione che abbiamo potuto avere. E allora io mi sono chiesto, secondo l'indicazione di Maria Grazia e dell'ufficio missionario, se c'era qualche cosa di interessante per quanto riguarda la nostra vita, per il senso che questa cosa può avere, se questo avvenimento. Ed è una domanda cruciale e vorrei entrarci in punta di piedi, senza ovviamente cercando ovviamente di non far del male a nessuno. Mi sono chiesto perché hanno ucciso Sor Maria. È una domanda forte, interessante, ed è in fondo la domanda che ci stiamo facendo ciascuno di noi, anche a 6 mesi di distanza. Perché? È la domanda che suona e rimbalza dentro le nostre vite di tutti i giorni, da quando eravamo piccoli piuttosto che adolescenti. Perché vivo? Perché sono in questo mondo? Dov'è che sto andando? Sono frutto di un caso? Sono le domande importanti, cruciali, quelle le cui risposte rimangono scolpite dentro le pareti del proprio cuore e quelle che danno poi un orizzonte, una direzione. Io ho fatto il liceo classico, non so quanti di voi l'abbiano fatto. Nel liceo classico il mio professore di latino e greco mi diceva che se voglio capire una versione devo fare delle domande. Anzi, mi diceva la sua frase, più domande ti fai, più risposte puoi avere. Perché se non ti fai mai nessuna risposta, se non ti fai mai nessuna domanda, non avrai mai nessuna risposta. E il mio professore di storia e di filosofia diceva che quando c'è un momento di confusione, per capirci qualcosa, funziona come negli antichi, divide e timpera. Cioè per riuscire a capire dove e che cosa, occorre suddividere il problema. E allora mi viene in mente che chiedersi perché hanno ucciso Sor Maria ha varie sfaccettature. Il modo in cui è stata uccisa Sor Maria, tutti quanti ormai la sappiamo. Sappiamo anche di questa telefonata, di questo messaggio. Mentre lei era al telefono, purtroppo l'hanno uccisa, sparando da fuori della finestra della sua camera. E quella telefonata ha continuato, probabilmente è rimasta sul taschino di uno di quegli insurgentes, ed è continuata e continuata e continuata, e sappiamo come questa telefonata poi è rimasta e rimarrà probabilmente nella memoria di più di qualcuno. Però chiedersi perché hanno ucciso Sor Maria significa farsi fondamentalmente 2 domande. Il perché, cioè per quale causa? Per quale causa hanno ucciso Sor Maria? Sì, lo sappiamo. Qualche giorno dopo questa organizzazione, Al-Shabaab, ha rivendicato di essere il mandante di quell'uccisione. Al-Shabaab, che ha lo stesso nome di un'altra organizzazione
che lavora nel territorio somalo, ma dicono non ha nessuna influenza con quello. Però sappiamo anche che questo Al-Shabaab ha detto l'abbiamo uccisa perché predicava troppo, l'abbiamo voluta zittire. Io non so se questa è la motivazione precisa, non spetta a me di certo, dovrei tornare indietro di 6 mesi, andare lì con il microfono e chiedere a chi l'ha uccisa il motivo per cui. Io questa cosa non ve la so dire. Certamente questa cosa del Vangelo lei ce l'aveva dentro, questo è poco ma sicuro. Per cui, per quale causa, anche questo mettiamo dentro il mosaico della situazione. Però ci sono anche altre ragioni, altre cause. Ci sono cause economiche, ci sono cause politiche, ci sono cause a livello globale. In quel territorio i giovani, o meglio, le persone che hanno meno di 15 anni sono la stragrande maggioranza della popolazione, il 50%, che non hanno futuro, non hanno una possibilità, non hanno uno scorcio. Sono pochissimi quelli che vanno a studiare e anche se tu non hai studiato, questo non significa che tu abbia un futuro, perché devi dipendere da altri tipi di organizzazione. Per cui è logico, se qualcuno ti viene lì e ti mette sull'unghia 3.000, 5.000, 10.000 meticais e tu non hai neanche mai visto tutto quel denaro e ti dice di andare con lui, tu che cosa fai? Ci vai. Quindi le motivazioni quali sono? Ma sono anche di tipo economico, sono anche di tipo politico, sociale. Che futuro hanno i giovani? In quel scorcio ben poco. In realtà, se ci pensiamo bene, tutto sommato anche noi abbiamo un po' contribuito a questa cosa. Lo facciamo senza volerlo, ma di fatto lo contribuiamo. Non so se avete fatto caso, ma quando c'è stata quella visita prima del ministro degli esteri italiano, poi del Presidente della Repubblica in Mozambico, subito dopo hanno cominciato a far azionare quell'impianto di rigassificazione a Piombino. Sapete da dove veniva la prima nave? Da Mozambico. In un modo o nell'altro, in questo mondo in cui tutti siamo continuamente connessi con gli altri, anche se non lo vogliamo, volenti o nolenti, in ogni caso c'entriamo. Quindi, se permettete, più che chiederci per quale motivo, per quale causa è stata uccisa Sor Maria, bisognerebbe chiedersi perché, cioè per quale fine, per quale scopo, più che una causa. Io non so se ve l'hanno mai raccontata, se ve l'ha mai raccontata Sor Maria. Quando eravamo lì, io ho passato 3 anni con lei perché erano gli ultimi 3 anni in cui per la terza volta è venuta lì a Scipene. Più di qualche volta ci ha raccontato del suo primo viaggio per arrivare in Mozambico. Vedo qualcuno che sta facendo il segno di sì, probabilmente anche qualcun altro che sta seguendo attraverso l'etere. E lei diceva, la parola che lei diceva su questo viaggio era interminabile. Non finiva più, per 2 motivi. Primo perché era effettivamente lungo, ha dovuto circumnavigare tutta l'Africa, passando per il Sudafrica e poi tornare su verso il Mozambico. Non finiva più, con anche delle serie di difficoltà, per cui una donnina, una signora, una ragazza che non aveva mai a che fare con l'oceano e sentirsi sballottata da una parte e dall'altra della nave non era la cosa più semplice. Ma per lei era interminabile anche in un altro senso, perché non arrivava più. Erano più di 30 giorni di navigazione, una roba per noi adesso impensabile. Non arrivava più, perché il cuore era già là. E quindi come tutte le cose che sono interminabili perché se tu hai il cuore già là e il tuo corpo non è ancora là, aspetta in qualche modo di riuscire ad arrivarci. E sappiamo come nell'ultimo periodo aveva ad esempio problemi di vista. Anche il video Suor Laura ce l'aveva raccontato e ricordato. Però sappiamo anche, e questo ve lo posso testimoniare, che è una donna di preghiera. Una volta
ci aveva raccontato che quando nel tempo della guerra civile diventava sempre più ostica la situazione nei confronti anche dei religiosi, la risposta che lei ha trovato assieme a un altro padre era: boh, allora preghiamo un po' di più. E si mettevano tutti i giorni 5 ore a pregare. E nella preghiera trovava una certa soluzione. Avevamo addirittura deciso in un certo periodo di recitare il rosario tutti i giorni con l'intenzione che questa pandemia si concludesse. Prima di messa ci trovavamo tutti i giorni a recitare il rosario con questo. E non era soltanto una donna di preghiera, era anche una donna di ascolto. Sor Laura ci ha ricordato delle volte e delle ore in cui stava seduto sotto quell'albero di mango. Io vi posso assicurare quante ore ha passato nell'AR femminile, non si ha idea, ad ascoltare. Poi lei aveva anche imparato il Makua, quindi sapeva in qualche modo interagire con la gente. Era una cosa preziosa, la preghiera e l'ascolto. Con questo non significa ovviamente che non avesse coscienza delle proprie fragilità. Voi non avete idea di quante volte dovevo andare a sistemare il cellulare. Probabilmente perché ero il più giovane, non lo so, comunque è il cellulare, è la ricarica, insomma ero quello della tecnologia. Ma so che usava molte volte il cellulare anche perché aveva voglia e desiderio di comunicare con voi a 7.000 chilometri di distanza. I video piuttosto che le chiamate da parte sua non mancavano. Quindi una donna di preghiera, di ascolto, fragile, consapevole di essere fragile, ma anche ricca di volontà di creare ponti, di desiderio di creare relazioni. Una volta mi è capitato di leggere un testo, lo potete anche cercare facilmente attraverso internet, di un certo dottor Rogerio. Il testo in originale in portoghese, ma si trova facilmente anche in italiano. Questo Rogerio era un primario di chirurgia, in un reparto un po' particolare perché era quello di oncologia. Un giorno lui racconta che si era trovata con una bambina che aveva appena finito di salutare sua mamma. Voi vi immaginate quali possono essere state le emozioni in quel momento. Vi faccio questo racconto perché aveva toccato molto il cuore anche di Maria, di Sor Maria. A un certo momento il dottore entra dentro a questa stanza e gli chiede che cosa ha detto a sua mamma. E hanno parlato del più e del meno. A un certo momento questo dottore gli fa: ma tu sai che stai per morire? Sì, lo so, e difatti sono dispiaciuto per mia mamma. Perché sei dispiaciuta per tua mamma? Sono dispiaciuta perché so che sentirà nostalgia di me. A un certo punto poi il dottore gli fa: ma secondo te che cos'è la nostalgia? E il dottore poi registra questa risposta da parte della bambina: la nostalgia è l'amore che rimane. Il dottore poi continua dicendo: sfido chiunque, filosofo piuttosto che letterato, a dare una definizione migliore di questa cosa che noi chiamiamo nostalgia. Ma io credo che Sor Maria avesse questa doppia nostalgia, mettiamola tra virgolette ovviamente, perché quando era là aveva nostalgia di qua, ve l'assicuro. E da quello che ho capito, quando era qua aveva molta nostalgia anche di là. È la difficoltà di chi ha il cuore grande e di chi ha il cuore doppio, nel senso di qua e di là. È una donna di ponti, di creazioni. Quando si è ritrovato poi nella situazione di dover decidere, noi come equipe eravamo 5 suore più 2 preti, avevamo deciso di inaugurare di nuovo il LAR maschile, ci si ritrovava nella situazione di doverlo dedicare. Il LAR femminile era già dedicato a Comboni, ovviamente. Retto dalle comboniane non poteva non essere così. Ma il LAR maschile a chi lo dedichiamo? Erano venuti a fare i nomi. Io ne avevo proposto uno e lei subito ha accettato questa cosa a pie pari. Avevamo deciso di intitolarlo a Nelson Mandela. Ora, io so benissimo che per voi Nelson Mandela dice qualcosa, ma vi assicuro, per quella gente Nelson Mandela non diceva assolutamente nulla. Ma l'idea di un capo che fosse capace anche di mettere dentro la politica la situazione del perdono,
e di lottare contro la corruzione, a lei questa cosa piaceva parecchio. Ecco, posso dire che era anche una donna di perdono, quello sì. Vado verso la conclusione. Perché Sor Maria è stata uccisa? Per quale scopo? Da come la intravedo io, per il mio piccolo punto di vista, secondo quello che dice un proverbio portoghese, il mio punto di vista è la vista di un punto, per quanto mi riguarda l'unica risposta è quella che troviamo al capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, perché Dio è amore. Solo per questo. Lei si è ritrovata a dover raccontare là che qui aveva scoperto che Dio era amore, vi aveva portato con sé, in un modo o nell'altro. E quindi è vero quello che diceva un noto autore del secondo secolo cristiano, diceva che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Io lo spero. Lo spero perché fondamentalmente Sor Maria, con quel martirio, ha semplicemente suggellato quello che era la destinazione di tutta una vita. Nelson Mandela diceva: il vincitore è soltanto un sognatore che non si è arreso. Che ciascuno di noi possa essere un vincitore, sappia che Dio sogna continuamente per noi e che continuamente ci chiama a vivere fino in fondo la vita.
Anche quest'anno molti cristiani hanno dato testimonianza di un amore fino alle estreme conseguenze. Incamminati al seguito di Gesù, hanno vissuto da figli del Padre e da fratelli e sorelle con tutti, amando. L'anno appena trascorso è stato il peggiore per i cristiani e per quanti soffrono gravi forme di discriminazione e abusi. I cristiani subiscono le conseguenze dell'instabilità politica e del continuo innalzamento delle diseguaglianze. Attualmente i cristiani perseguitati per la loro fede sono 360 milioni nel mondo, ovvero un cristiano su 7. Ora faremo memoria dei missionari martiri e le missionarie martiri uccisi nel mondo durante il 2022. Abbiamo disposto davanti all'altare delle sagome che rappresentano i 5 continenti. Mentre verrà letto il martirologio per continente, alcuni giovani, alcune persone si recheranno alla sagoma portando una stella, e ne troveranno delle altre a terra, e le attaccheranno. Ogni stella ha la foto e il nome del martire che stiamo ricordando. Ricorderemo anche i cristiani perseguitati nel mondo, ma anche tutti i caduti nelle folli guerre e negli scontri armati, tuttora in atto in molte parti del mondo. Ci alziamo in piedi. I martiri in Africa, Nigeria. Don Joseph Aketek Bako. Don Vitus Borogo. Don Christopher Odia Ogedeghe. Don John Mark Chetnum. Mozambico, Suor Maria De Coppi. Repubblica Democratica del Congo, Padre Richard Masivi Casereka. Don Gottfried Pembele Mandon. Suor Marie Sylvie Kavuke Vakazuraki. Tanzania. Padre Michael Mawelera Samson. I martiri in America. Messico. Don José Guadalupe Rivas. Padre Javier Campos e Padre Joaquín Mora. José Dorian Piña Hernández.
Honduras. Pablo Isabel Hernández. Don Enrique Vázquez. Bolivia. Fra Wilber Daza Doras. Haiti. Suor Luisa Dell'Orto. I martiri in Asia. Vietnam. Padre Joseph Trangontak. Per le vittime della guerra. Per tutti i cristiani perseguitati. Uniti a questi figli di Dio che l'hanno proclamato Padre, offrendo la loro vita, ci riconosciamo tutti una sola famiglia, il mio nel suo amore. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Accogliamo la parola del Signore anche per noi, sia forza per vivere nel suo amore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Potete sedere. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato, così comincia quel breve brano che abbiamo sentito. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Gesù definisce la sua ora, ricordate che parla di quest'ora, donna, non è ancora giunta la mia ora, oppure più tardi, è giunta l'ora ed è questa. Ecco, Gesù definisce la sua ora, che significa, come lo sappiamo, la sua passione e morte, con un termine paradossale: glorificazione. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato.
E alla fine del brano, quando prefigura anche per chi lo segue come suo discepolo il destino di condividere la sua stessa sorte, se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io là sarà anche il mio servitore, anche lui darà la vita, chi vuole servirlo, anche qui usa una parola paradossale: se uno serve me, il Padre lo onorerà. Detto in altre parole, chi condividerà il mio modo di dare la vita fino a darla totalmente e affrontare anche se necessario la morte, sarà onorato, vivrà un onore. Il brano comincia e finisce con due parole: glorifica, glorificazione, onore. Così Gesù definisce il suo martirio e il martirio dei suoi discepoli. E se ci pensiamo, non è una cosa così facile da capire. E afferma che questo modo con cui la vita sua e la vita dei suoi discepoli porterà frutto, o meglio, porterà molto frutto. Come chicco di grano. Soltanto morendo, cioè lasciandosi cadere per terra e perdendosi nel terreno, porterà frutto, molto frutto. Ebbene, questo ci dà un'indicazione. Secondo Gesù, la vita dell'uomo, certamente la sua, ma anche quella di ogni altro uomo, perché Gesù rivela la verità di ogni uomo, la vita dell'uomo si realizza pienamente, sarà pienamente compiuta, sarà cioè glorificata, onorata, solo se sarà capace di donarsi, in alcuni casi anche fino alla morte. Così è stato per Gesù, così è stato per i martiri che hanno imitato Gesù fino al dono del sangue, glorificati, onorati. Glorificati e onorati da chi? Beh, da Dio anzitutto, che li accoglie nella sua vita, ma anche dalla Chiesa, che, come ricordate, fino al V secolo della sua esistenza ha riconosciuto come santi, canonizzati, cioè indicati come canone, come regola per tutti gli altri cristiani, solo i martiri, cioè i testimoni al di là di ogni dubbio, perché avevano testimoniato fino a dare il sangue, glorificati, onorati. Noi ricordiamo questa sera i martiri missionari, laici, consacrati, preti, che hanno dato la vita per Gesù nell'anno appena trascorso, e in modo tutto particolare, è ovvio, ricordiamo Suor Maria de Coppi, partita proprio da questa terra, che ha donato totalmente se stessa fino alla morte, partecipe dell'offerta di sé che Gesù ha fatto e quindi partecipe della sua gloria. Anche lei come il chicco di grano che solo morendo produce molto frutto. Ebbene, nel gesto di amore di questi martiri è presente l'amore stesso di Cristo. Dove sono io, là sarà anche il mio servo, dice Gesù nel Vangelo, ma possiamo anche dire l'inverso: dove sarà il servo che mi ha seguito e mi ha imitato, là sarò anch'io, è il titolo della veglia, nel mio, il tuo amore, nell'amore nostro, nell'amore dei martiri, l'amore di Gesù. Ecco, ringraziamo il Signore per il dono di questi nostri fratelli e sorelle, non che andiamo a cercarli e ci auguriamo che ci siano, però ecco, quando noi assistiamo a questo restiamo davvero stupiti, meravigliati, riconoscenti, nel senso di dire: guarda, queste persone hanno amato fino alla fine e amando fino alla fine hanno dato anche la vita, e in questo senso noi li ringraziamo, perché capiamo che davvero è una vita donata, ma una vita glorificata,
e ci indica una strada da percorrere. O Signore, concedici una fede attiva, una carità operosa e una speranza costante. È una grazia infinita essere inviati ad annunciare il tuo Vangelo a quelli che hanno fatto naufragio, agli oppressi, ai cuori insicuri, che potranno essere consolati solo da una parola di amore che venga da te. Fa che diventiamo l'amore all'interno della Madre Chiesa. A motivo del Vangelo e del nostro battesimo, rinnova in noi lo slancio missionario. Te lo chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Benediciamo il Signore. Beh, intanto
è opportuno ringraziare, come si fa sempre alla fine delle veglie, insomma, chi ha collaborato, in primis Sua Eccellenza che è sempre disponibile, insomma, ci accompagna in queste avventure, voi tutti che siete presenti, chi ci sta ascoltando da casa. Grazie al coro Tatanzambe, che è un coro missionario legato ai missionari della Consolata e che anima molte delle occasioni delle veglie del nostro cammino missionario, quindi grazie di cuore per essere con noi. E grazie anche a Don Mario che ci ha ospitato nonostante i innumerevoli impegni di questo periodo, quindi veramente grazie di cuore, e grazie anche alla Tenda TV che ci permette di essere in comunione con tante persone che non possono essere qui, e quindi grazie di cuore a tutti. Grazie a Don Loris che è venuto da insomma, dalla diocesi di Pordenone, e quindi veramente, ma un grazie di cuore io vorrei farlo proprio a Suor Maria, perché ci sta muovendo, ci aiuta a essere vivi e vivaci in questo cammino missionario, e quindi proprio mi sento di ringraziarla. E mentre canteremo i canti finali, insomma il coro canterà, voi ascolterete, abbiamo scelto canzoni soprattutto in lingua portoghese perché è la lingua del Mozambico, è un canto in Makua, per cui lo so che forse non avete potuto cantare, ma sono canti che sicuramente erano significativi per Suor Maria, giusto Don Loris? Ci può stare, e chi anche vive nell'America Latina però, e quindi li abbiamo condivisi con voi. Annunciamo una novità, siamo riusciti a produrre un piccolo libro proprio con la raccolta delle lettere e alcune testimonianze di Suor Maria. Lei, sapete, scriveva spessissimo al centro, insomma, ci teneva informati, aggiornati costantemente sul suo cammino. E quindi noi questa sera ve lo regaliamo, ve lo doniamo come piccolo gesto, come piccolo segno, sia per ricordare la bellezza di Suor Maria, ma anche come segno del suo sacrificio, no? Perché ci rimanga nel cuore, e anche perché ci spinga ad osare e portare con gioia fino alla fine, come ha fatto lei, il messaggio di salvezza che è stato affidato a tutti noi. L'esperienza che abbiamo vissuto con Suor Maria ci stimola anche proprio a metterci in gioco direttamente. Quello che Suor Maria considerava il suo popolo sta vivendo oggi una situazione drammatica, non è finita la storia, anzi alcune parti del Mozambico continuano a subire gli stessi attentati accaduti a Scipene. Ci sono tantissimi profughi, quelli che vengono in Italia sono una minima parte, la maggior parte dei profughi, dei migranti all'interno dell'Africa, se non dello stesso, per esempio in questo caso Mozambico. E quindi noi ci sentiamo desiderosi e coinvolti e volenterosi per aiutare questo popolo. Abbiamo contattato Laura Malnati, quella che avete visto nel video, che adesso credo che sia in Mozambico, e ci ha segnalato alcune situazioni critiche che avrebbero bisogno di essere sostenute. E allora, come ufficio missionario, abbiamo deciso di assumersi un impegno, perché il sacrificio di Suor Maria non resti in silenzio, ma continui a promuovere il grido dei poveri in questa terra abbandonata. Abbiamo costituito un fondo in ricordo di Suor Maria, dove raccoglieremo tutte le offerte da destinare alle suore comuniane in Mozambico. Quindi se volete aiutarci siete i benvenuti. Quest'anno la prima azione sarà pensata e rivolta proprio all'AR di Balama. Ci ha segnalato questa situazione, è un LAR come quello che gestiva Suor Maria, ma in un'altra località un po' fragile, anche un po' dispersa e anche molto a rischio, mi sembra, in questo momento. Tutti i proventi di questo libro, che potete anche prendere, magari se volete diffondere, divulgare, verranno destinati a questo fondo, e quindi insomma è per noi. E con questo vi auguriamo una buona notte, e se venite qui a prenderlo il Vescovo vi consegnerà il regalo per questa sera. Buona serata a tutti, buonanotte.
Amen.